Una cosa che chiederò agli assessori è quella di non occuparsi di dinamiche politiche partitiche. Chi farà l'assessore farà al 100% l'assessore e si occuperà al 100% della propria area di competenza. Non succederà che assessori si occuperanno di beghe politiche o di cose di questo tipo. Una delle poche cose certe sul fronte giunta al momento è questa. Non sarà forse il decalogo messo nero su bianco per i candidati in campagna elettorale, ma poco ci manca ed è in linea con il percorso delle settimane precedenti al voto. Vietate le beghe politiche per i futuri assessori, si lavora sul proprio ambito e stop. L'altra certezza, ci sarà una delega specifica sui giovani che Stefani ha già deciso di tenere per sé. Per il resto il Totogiunta continua a impazzare, 5 a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega e 1 a Forza Italia, lo schema ormai non si cambia. Per i nomi dei meloniani, da Valeria Mantovana a Dario Bond, interlocuzione a Roma nei prossimi giorni con i vertici, dalla Premier a Donzelli. Sintomo di scarsa autonomia decisionale? Non per il neogovernatore che assicura. Io mi confronterò con le segreterie di partito come ciascun presidente si è sempre confrontato con le segreterie dei vari partiti della coalizione da sempre. Quello che però abbiamo deciso nella trattativa di centrodestra è che il presidente si sarebbe tenuto la possibilità di scegliere tra una rosa di nomi. Credo che sia importante l'indipendenza del Presidente dalle segreterie quanto più possibile per quanto riguarda la scelta degli assessorati. Insomma, l'ultima parola spetterà a lui, anche se significa togliere a Fratelli d'Italia e soprattutto Forza Italia, leggi Flavio Tosi, l'ambito assessorato alla sanità. Stefani sembra quasi confermare il nome che circola da giorni, quello dell'attuale direttore generale dell'ULSS 6 e commissario dell'ULSS 1, Giuseppe Dalben. È un assessorato che si occupa di oltre l'80% del bilancio della regione del Veneto e serve una persona che conosca l'ambiente, che conosca anche quelli che possono essere i risultati delle proprie azioni, che possa prevedere anche quelle che sono delle scelte strategiche. Intanto è arrivato anche nella sezione provinciale della sua Padova il modulo della petizione lanciata dal Carroccio di Brescia che chiede di nominare Luca Zaia referente del partito per il Nord per supportare la creazione di una lega territoriale gemella a quella nazionale. Ipotesi che trova Stefani freddo perché dice il partito territoriale c'è già. Noi in Veneto abbiamo un modello statutario, quello della Liga Veneta, che ha già una sua autonomia. Credo che l'autonomia, come sempre, vada conquistata sul campo, con idee e proposte innovative, con delle soluzioni importanti per un territorio come il nostro che ha una forte vocazione autonomista e una forte vocazione territoriale. E quindi credo che i requisiti ci siano, ovviamente per strutturare un partito territoriale